Ciao! Questo messaggio è per chi che vota nella provincia di Vicenza, perché alle regionali del 2015 mi sono candidata con una delle 5 liste a sostegno del Zaia nel Vicentino. E ora te sai che il 31 di maggio si vota dalle 7 del mattino alle 23, un solo giorno di votazione, non che sia ballottaggio, non che sia apparentamento, chi vinse vinse. Che sia diverse maniere per votare un governatore. La più completa di tutte è quella con la preferenza, cioè ti si dicono non solo che dire quale è il governatore che ti preferissi, ma anche cercare di mandare rento il consiglio qualche dunque secondo te sei una persona in gamba. Quindi se ti te voti per Zaia e se ti piace, mi ti domando di darmi la preferenza. Come fai a darmi la preferenza? E ora, prima di tutto, te che da andare in cerca del logo della mia lista, sto qua, che è il leone, ok? Dopodiché, te che è da scrivere il mio cognome, quindi te vai in cerca del nome del governatore, te cerchi il bollino con la lista e poi te scrivi Brunelli, te che è proprio da scriverlo. Se ti piace proprio tanto e se ti piace l'idea di mandare una leonessa in consiglio, mi ti domando una mano. Mi ti domando di catar fuori anche un'altra persona che potrebbe votare per me come che te fai. Per esempio, potrebbe essere tua morosa oppure tuo amico, tua mamma, tuo papà. Io sei un sacco di gente in realtà che quando va a votare va a fare una croce solo un logo e magari invece che piacerebbe avere il nome della persona che potrebbe andare in consiglio. Quindi mi ti domando di scriverlo al momento del voto e di suggerire il mio nome a un tuo conoscente, così i voti i raddoppia. Adesso è l'ultima settimana, mi avrò da correre un sacco, quindi dammi una mano. Grazie.